Una mano sul volante, l'altra sul cellulare, la testa china per leggere e scrivere messaggi, solo sporadicamente alzata per un rapido controllo a ciò che accade sulla strada, mentre dal finestrino accanto a lui scorrono i paesaggi prima della riviera del Brenta, poi della laguna. Siamo a bordo di un autobus a CTV della linea 53E, da Padova a Venezia, passando per Stra, Fiesso, Dolo, Mira, Oriago e Marghera. L'autista del mezzo però sembra più impegnato nelle conversazioni che sta intrattenendo sul cellulare che sulla tratta, tanto che un nostro telespettatore inizia a filmarlo. Via via si vedono a fianco del guidatore le diverse strade che compongono il tracciato dell'autobus, fino a riconoscere il cavalcavia di Mestre e il Ponte della Libertà. Oramai siamo vicini al capolinea, ma la condotta di chi è al volante non sembra cambiare molto. L'attenzione, a giudicare da quello che si vede in questi filmati, è sempre rivolta prevalentemente allo smartphone. Penso sia una cosa vergognosa e ringrazio il cielo non sia accaduto nulla, ha scritto il telespettatore che ci ha inviato i video. Sappiamo che tutta la riviera del Brenta è circondata da canali e se per caso il bus sbandava, cose che non dovrebbero mai e dico mai capitare, conclude. Assieme alla mail firmata, i video che state vedendo, il telespettatore ci informa anche di avere già inviato un reclamo alla CTV. Usare il cellulare mentre si è al volante rimane una pratica pericolosa ma molto diffusa tra gli automobilisti, peraltro sanzionata severamente dal codice della strada, qualcosa che si dovrebbe evitare sempre e probabilmente ancora di più quando si guida un mezzo pubblico.